Buongiorno a tutti, eccoci qua con la storia di oggi. Oggi è mercoledì, ci siamo svegliati per affrontare un viaggio un po' lungo per andare nella comunità di Guanambi. Qui, accolti dal vescovo, abbiamo potuto pranzare in un tipico locale a chilo del Brasile. Dopo siamo andati nella comunità centrale della città, dove abbiamo potuto ascoltare le testimonianze della storia che riguarda lo scambio tra la diocesi di Vittorio Veneto e le missioni che hanno svolto qui in Brasile. Abbiamo potuto celebrare la messa in loro compagnia e siamo stati accolti da un banchetto finale. E poi ci siamo spostati per la visita di due chiese, la chiesa di Santa Chiara e la chiesa di San Francesco, che sono state costruite grazie all'opera dei missionari della diocesi di Vittorio Veneto che hanno operato qui in Brasile. E la nostra giornata si è conclusa con una cena al centro diocesano e poi siamo ripartiti ancora per un lungo viaggio in corriera per ritornare a Tagnassù, dove siamo arrivati a 00:15. Ciao, a domani!